Sono Piovesan Roberto, nato a Venezia nel 1939. Sono stato un atleta del dopolavoro ferroviario. Abbiamo cominciato dalla piccola piscina fino alla grande, poi giustamente l'incoronamento a diventare atleta, dato il soprannome, a me mi hanno chiamato Scatola, perché ero un fratello più grande, eravamo in due, mentre il mio fratello più piccolo, che era ranista, lo chiamavano Scatoletta, perché era più piccolo. Abbiamo fatto diverse gare, quella volta si facevano le gare, diciamo, a campionati italiani, prima regionali e poi si andava fino alle finali, se si arrivava, anche fino a Roma. E abbiamo fatto diverse finali che siamo andati a Roma, assieme a tutti quanti i miei colleghi che siamo qua. Noi eravamo più piccoli di loro che ci hanno preceduto e cercavamo di imitarli, le loro prestazioni che facevano, seguivamo assieme a loro gli allenamenti. Io personalmente, se loro facevano 1000 metri, magari cercavo di farne 1100 per cercare di diventare più bravo. E dopo piano piano, a certa età, ho smesso. Verso i 20 anni, cioè quando ero qui però, c'erano i vigili del fuoco di Venezia che venivano ad allenarci per fare i sommozzatori, per fare varie cose, e c'era un maresciallo che si chiamava maresciallo Carponi. Allora noi avevamo circa 15-16 anni e ci diceva: ragazzi, quando gli arriva la carta per andare a fare il militare, venite in caserma da noi che guarderemo di farvi andare. Infatti così ho fatto, e quando dovevo partire al militare sono andato a Roma a fare il vigile del fuoco. Ritornato sono stato contattato per chi volevano a Venezia formare una squadra di salvamento a nuoto che c'era già stata precedentemente con i vari Bergamini e gli altri atleti, però dopo era finita e volevano ricominciare nuovamente e hanno ricominciato con me e altri atleti che abbiamo cominciato a fare nel 61 i campionati italiani di salvamento a Perugia. Siamo diventati campioni d'Italia esordienti, poi siamo passati alla Serie A e tra il 63 e il 65 siamo diventati a Padova, a settembre, campioni d'Italia battendo le Fiamme d'Oro di Roma dopo 17 anni che consecutivamente diventavano campioni d'Italia e del mondo. Per cui per noi era stata una grande soddisfazione. Dopo qui abbiamo fatto diverse scuole di salvamento, molte persone hanno preso il brevetto e dopo a un certo punto ho smesso perché sono arrivato quasi a 23, 24, 25 anni. Sono sposato e ho fatto la mia vita. Oltre ad aver fatto lo sport come salvamento, facevamo anche scuola di salvamento e rilasciavamo brevetti. Il maresciallo Scega era autorizzato a fare questo e molte persone che adesso sono in giro, dico per il Veneto conosco io, hanno il brevetto rilasciato da questo maresciallo Scega e comando provinciale di Vigili del Fuoco. Quando venivo qua era come se fossi andato a Miami Beach, perché c'era la spiaggia, c'erano i ragazzi, si giocava, si divertiva ed era una famiglia bellissima.